Si intitola The Sound of Artisans, il suono degli artigiani, il film documentario presentato in prima assoluta a Cortina d'Ampezzo in occasione delle Olimpiadi invernali. E visto il contesto internazionale, il racconto si svolge attraverso due linguaggi universali, le immagini naturalmente e, come recita il titolo del progetto, i suoni. In questo modo abbiamo immaginato che chi vede e chi ascolta, e quindi il suono come voce internazionale, in questo modo ci immaginiamo che le persone entrino in un'immersione nella bottega dell'artigiano e facciano con lui questo percorso di creazione, di progettualità. Se ci fosse stata la possibilità anche di aggiungere gli odori avremmo anche aggiunto quelli, perché la narrazione è fatta da immagini e da suono, intendo diegetico, molte volte diventa anche più forte del racconto parlato di una persona che appunto rilascia la testimonianza sulla propria attività. Il suono degli artigiani si compone di 7 capitoli per un viaggio alla scoperta di mestieri tradizionali lungo 7 territori simbolo della regione, tante quante sono le province del Veneto. Abbiamo pensato di realizzare questo prodotto per le Olimpiadi e quindi alzare l'asticella e raccontarci in un modo nuovo, se non adesso quando. C'è anche stata l'occasione di raccontarci ad un pubblico internazionale e quindi da qui viene l'idea di raccontarci attraverso i suoni, i rumori, le immagini evocative che portano all'interno della bottega, dell'artigianato, ma anche all'interno di un territorio. Il sottotitolo del progetto è I 7 segreti dell'eccellenza veneta, perché c'è qualcosa di prezioso in queste professioni anche dal punto di vista storico e culturale, qualcosa che in alcuni casi viene da molto lontano. Questi tipi di documenti diventano come il vino, no? Più invecchia più diventa buono. In questo caso ancora di più, perché ci racconta di un mondo che effettivamente, se non stiamo attenti, potrebbe andare perso. L'intelligenza artificiale è molto comoda per alcune cose, però poi ha dei risvolti assolutamente negativi sotto molti aspetti.